Questa notte sono stati sbagliati per l'ennesima volta i modelli matematici delle precipitazioni, erano previsti 6, ne sono scesi 44 di millimetri. Abbiamo fatto un sopralluogo questa notte a mezzanotte e 40 e uno alle 3 proprio per verificare i fronti frana. La situazione continua a essere preoccupante, anche se molti pensano che non lo sia. In questo momento è stata tagliata la parte di cornicione di una struttura che impedisce la corretta entrata, diciamo, dei primi mezzi che cominceranno già domani, se il servizio forestale avrà già le disponibilità per cominciare a asportare il materiale, e adesso stanno facendo le verifiche gli ingegneri e i tecnici per fare il puntellamento di quello che è la soletta interrata che copre il tombotto e la struttura superiore, perché dovremo abbatterla per poi far entrare gli scavatori pesanti. Siamo arrivati al numero di 47 frane, l'ultima segnalata questa mattina. Abbiamo sempre via Valeri che è una difficoltà importante di interventi e attenzionato speciale Longhella. Abbiamo 8 frane in movimento dove eravamo già intervenuti con i micropali e le strade sono in sicurezza, in questo momento sono aperte, però i fronti collinari stanno letteralmente scivolando a valle ed è una situazione un po' difficile e drammatica. Finché c'è comunicazione si evita che ci siano le disgrazie.